Il Teatro della Scena di Feltre riapre ufficialmente dopo quasi 100 anni di chiusura. Conosciuto come la Piccola Fenice, il teatro torna pienamente fruibile grazie a un restauro da 2,6 milioni di euro. Sì, innanzitutto un ringraziamento ovviamente, come diceva lei, a tutti coloro i quali hanno creduto in questo progetto che noi fin dall'inizio abbiamo portato avanti con molta determinazione, a partire dai nostri uffici, tutta la giunta, gli assessori, insomma, e comunque tutti coloro i quali hanno condiviso il progetto. Poi evidentemente tutti coloro gli enti che ci hanno finanziati in questo, a partire dai fondi comuni confinanti, grazie al Presidente, all'Onorevole Bond, alla Cari Verona, poi i rapporti con la sovrintendenza, non ultimi i Vigili del Fuoco, perché tutto il percorso insomma, per l'antincendio è stato abbastanza impegnativo e noi siamo felicissimi di poterlo restituire a Feltre, ma non solo. Dobbiamo metterlo al centro questo teatro senza fare nessun tipo di campanilismo, mettendolo in rete con tutte le realtà culturali della provincia e anche non della provincia. Ho parlato con l'assessore Valeria Mantoan, che è assessore alla cultura, e su questo è totalmente disponibile, e quindi a questo punto bisogna rimboccarci le maniche e dire: abbiamo aperto un teatro che da anni è chiuso. Avete sentito anche il direttore artistico di Arte Ven che ne ha fatto un commento 24 anni fa, era praticamente una sorta di macerie. Ecco, dobbiamo però renderlo vivo, non possono essere 6 eventi, 7 eventi, 8 eventi, deve diventare una sorta di piccolo laboratorio per l'esperienza anche di giovani leve nel campo di essere artisti, di teatro, di cultura, di musica, di altro, insomma. Accanto alla riapertura strutturale prende il via il progetto La Scena Viva, con il bando Cantiere Goldoni dedicato alle compagnie teatrali venete. L'obiettivo è trasformare il teatro in un centro di produzione culturale e coinvolgere giovani artisti e comunità. Feltre ritrova così uno dei suoi simboli storici, pronto a diventare un nuovo punto di riferimento per la cultura generale. Questo è veramente un obiettivo importantissimo, perché in pochi anni riuscire ad avere una capienza totale, quindi fino all'ultimo ordine di palchetti, poi con il sipario di orsi eccetera, veramente per noi è una soddisfazione immensa. Adesso che abbiamo la parte strutturale è importante andare anche alla parte artistica, dobbiamo riempirlo di persone, riempirlo di giovani, riempirlo di contenuti e che sia effettivamente la scena viva. Quindi ringrazio il Teatro Stabile del Veneto e Arte Ven che ha accolto questa nostra proposta e andremo avanti con un percorso condiviso. Allora, il Comune di Feltre si è presentato da noi al Teatro Stabile del Veneto con la volontà di condividere un progetto di rilancio, e quindi noi, che siamo un ente di produzione teatrale, abbiamo proposto proprio più che una programmazione, un progetto culturale dove questo teatro, il Teatro della Scena, diventa un luogo non soltanto di ospitalità ma proprio di produzione artistica, con il coinvolgimento di giovani artiste, artisti, i nostri allievi dell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni, e oggi presentiamo quello che è la prima attività, cioè un avviso pubblico rivolto alle compagnie del territorio regionale che sono chiamate a portare degli nuovi spettacoli pensati appositamente per questo teatro, pensati sulla storia del Goldoni, del teatro goldoniano, e saranno 6 spettacoli che lanceremo a fine maggio, a cui aggiungeremo anche una nostra produzione culturale, produzione teatrale. Ovviamente stiamo lavorando con il Comune di Feltre, anche questo lo comunicheremo a fine maggio, per ulteriori attività teatrali che potranno coprire l'intera stagione 26-27.